Eccoci qua. Allora, dopo il buon consenso che abbiamo avuto con ma che cazzo è Python? Andiamo avanti con questa rubrica perché vedo che piace. E oggi fermo, ma che cazzo è React? Allora, React è una libreria in JavaScript per creare interfacce basate sui components. Vedremo cosa sono questi component perché è proprio il cuore di React. Questa è fatta da Facebook, adesso si Meta, e gestita anche da programmatori indipendenti, ecco. Questo React è ideale per creare delle single page application, quindi pannelli di controllo, pannelli amministrativi, dashboard, cose di questo tipo. Comunque si adatta anche volentieri a realizzare siti web multipagina, diciamo, con un occhiolino anche alla questione SEO, tutto quello che vado io. Quindi non è propriamente un framework come Laravel o come Django, come Angular per esempio. Qui c'è proprio dei centrali nucleari, diciamo, che ha un loro motore, diciamo, ecco, ok. E React invece è un'astrazione di JavaScript. Siccome JavaScript è il linguaggio col quale si riesce a rendere dinamiche le pagine internet, dei siti, delle applicazioni, però è noiosissimo da scrivere, e soprattutto ogni volta che si fa una pagina nuova bisogna iniziare da scrivere da zero, e pagine devono rinfrescarsi continuamente per essere aggiornati con tutti i dati. Ecco, con React io pensa bene di creare appunto questa sorta di components con i quali assembliamo la pagina, ma anche soprattutto che si dei stati che ha questi component, per cui riusciamo a far rinfrescare questi singoli component dentro la pagina senza dover rinfrescare l'intera pagina. Adesso sembra arabo, ma vi mostro subito come che funziona. Siccome questo è un tutorial super velocissimo, andiamo subito a scaricare Node.js, né a metafora calcistica perché abbiamo fatto anche il corso programmare come giocare a calcio. Il Node.js è la nostra federazione. Nella puntata precedente dove parlavamo di Python, il Python proprio si andava a scaricarlo, quello era la nostra federazione sportiva per il Python. Qua invece abbiamo Node.js. Sapeva per come che vi scaricava l'ultima versione, installare che disegna sia tutto quanto. Entriamo nella nostra console, vediamo velocissimo proprio come si lavora in React. cd Svil perché mettiamo tutto dentro la nostra cartella Svil. Qua dentro abbiamo Goal, che è la nostra app per programmare come giocare a calcio. Se vi dico il corso andremo a vedere quella Goal. A prova Python è appunto cazzo è Python, quella puntata là. Adesso noi se femo un cazzo è React. Allora dobbiamo installare React. Come si fa? Si fa npm. Questo comando viene offerto da questo Node.js che abbiamo appena installato. npm i, che vuol dire installa React, e React-DOM. Prendiamo anche questa come legge, diamo un invio, mi nuovo falso perché cosa installare. In questo modo installiamo tutta la libreria di React nel nostro PC e potremo usarla. Creiamo la nostra prima applicazione React. Andiamo sempre molto veloci perché tanto a noi non serve adesso dare le istruzioni ma vedere solo come funziona, e facciamo, visto che quest'altra era prova, anche questa prova React. Andiamo invio. Ecco, giunti alla fine, uno da questi messaggi dice che ci sta crea con successo a prova React qua sopra, e ne dice anche guarda che se fai npm start ti fa partire anche subito la tua applicazione. Poi avevamo il build quando dovevamo prepararla per metterla online, e eventualmente vogliamo fare dei test e via dicendo. Vabbè, cd prova non Python ma React. E ancora qua, non lo dico in questi corsi veloci, ma usiamo il Visual Studio Code sempre per sviluppare, quindi per lanciarlo basta scrivere code spazio punto, questo vuol dire lanciami in questa cartella dove sono. Se apre il Visual Studio Code nella prova React che abbiamo appena creato. Vediamo rapidamente la cartella, abbiamo una cartella infinita di file qua che si chiama Node Modules. Praticamente io qua ho installato tutte le librerie che serve, assieme stare non tocchiamo mai questa cartella. Abbiamo una cartella public dove React va a costruire il sito finale, quello statico, perché alla fine React è un gioco di JavaScript dinamico per dopo creare delle pagine statiche in HTML, e source è le sorgenti della nostra app, quindi dove noi andiamo a operare.
Altre cose oltre source, questi package JSON che mi dice quello che si sta installando dentro Node Modules e versioni di ogni libreria, vedi React col 18.2, React DOM 18.2, più altre cose che installa io. Quindi ogni roba che installiamo dentro, cioè apparirà in questo package JSON. E questo è il solito readme, il file readme che non può mancare in tutti i progetti. Andiamo a vedere rapidamente come si è fatto la cartella source, ma per far questo anche proviamo a eseguire ora CTRL O su Visual Studio Code per far apparire il terminal. Ecco, ne serve il terminal come code Windows, facciamo View Terminal, sarebbe CTRL O centrata da me. Ognuno può scegliere i tasti di scelta rapida che vuole. Siamo una cartella prova React e come che ne ho detto prima basta fare npm start. Lui cosa fa in questo momento? Crea un finto server web locale, ok? Eccolo qua, mi fa partire il browser dentro questo sito internet locale che è localhost 3000 e vediamo cosa che combina. Tempo di pensare, ecco qua. Mi crea un'applicazione React dove ha messo un logo, delle scritte, giusto per far vedere che funziona. Adesso mi metto affiancata qua in modo da poter lavorare contemporaneamente con le cose. Disegno dentro source, io ho già creato tutti questi file qua, ok? Ho già creato un'applicazione base. Naturalmente niente ne piaceria partire da zero, però va bene, abbiamo capito che è un logo, che è di altri file che nel corso vi spiego cosa sono tutti questi file qua. Quello che mi interessa è l'index.js, che è l'inizio di tutto. Lui esegue questo e quindi esegue tutta l'applicazione. Dentro questo index vediamo che io importa tra le varie cose anche un component, qua entra in gioco i components, che si chiama app e lo mette nel render della pagina. Quindi lui esegue questa app e ce la mostra. Come è fatta questa app? Andiamo a vederla qua sulla cartella. Eccola qua, è una funzione che viene esportata e viene richiamata dall'altra parte, che scrive, mette un logo, fa queste scritte e via dicendo. Se mi per esempio sta scritta qua levo e scrivo ciao mondo, attenzione cosa succede appena che salvo, tac, sega aggiornare subito l'applicazione sul browser. Quindi un vantaggio incredibile perché lui sta attento e dinamico perché ci dà immediatamente il risultato visibile al mondo, diciamo. Ecco. Adesso allora buttiamo via tutto noi perché non interessa de quello che devo farne fare io, quindi buttiamo via questo app CSS perché non interessa neanche i suoi fogli di stile e lasciamo stare un po' le altre robe. Sappiamo che l'app è questo component, eccolo qua, che adesso è vuoto. Nel Visual Studio Code go installare un'estensione che è Simple React Snippets. Eccola qua, ecco installare, quindi potete installare anche voi. Cosa succede in questa estensione? Che quando noi sviluppiamo, scriviamo codice dentro Visual Studio Code, possiamo usare dei snippets che sono dei frammenti di codice. Andiamo a capire cosa è. Per esempio, qua faccio imrc, è un frammento del codice che se do invio, lui già mi scrive un codice completo, serve per velocizzare la scrittura. Cosa che abbiamo fatto con questi MRC? Abbiamo detto, in questo file, che è la mia applicazione completa, te mi importi React, tutta la libreria React, e anche questo component che è un modello del componente. Adesso capiremo cosa che è. Sotto qua dovremo creare finalmente questo component, cioè tutta l'app è un nostro component. Facciamo cc e via. Anche qua uno snippet veloce e questa classe chiamiamo app. Adesso io rompe le scatole perché sul return vuoi qualcosa. Allora facciamo un div, aspetta che col gatto in braccio che metto la vita. Questa è la mia app, salva. E voilà, guarda che mi era scritta. Cosa vuol dire tutta sta bella roba? Dobbiamo importare i file del testo tutto sommato, no? Queste applicazioni. Questa app che mi importa React e questo modello di component che abbiamo detto, adesso mi creo una classe. Cosa è una classe? È un oggetto, una scatola, una macchina, un uomo, una pagina internet, qualsiasi roba che vuoi immaginare che è fisica, è una classe, un oggetto. Questo in tutti i linguaggi di programmazione.
Questa classe si chiama app ed estende questo component, quindi ha tutte le proprietà di questo component, ha delle proprietà meravigliose perché ha un suo stato interno, questo component, e poi renderizza un qualcosa di HTML. Anche qua bisogna ovviamente conoscere l'HTML. Ma vediamo meglio questa questione dei component. Abbiamo detto che un sito internet è, per quanto riguarda React, una collezione di components, di scatole, oggetti che sta dentro oggetti che sta dentro oggetti. Quindi andiamo a vedere un sito qualsiasi, il sito anche questo che mi appare immediatamente, è un sito da un motore di ricerca, di Edge, di Windows, e qua se possiamo notare che c'è stili quadri grafici che sono di oggetti. 1, 2, 3, 4, vedi come che si è messi dentro. E se ne guardiamo uno tipo questo, no, questo lasciamo stare che è una brutta notizia, ecco qua, metti un'agone a banana, che abbiamo un'immagine qua sopra, che anche questo è un component, che abbiamo queste scritte qua, che sono un component, sti click qua che sono un component e via dicendo. Ogni roba di un sito internet c'è componenti dentro componenti dentro componenti, anche sti pulsanti qua, tutta sta barra, tutto sto banner qua sopra, sto pulsantino, questa barra di ricerca, sono tutti i component. Questa è la filosofia di React, ottimo. Proviamo a fare anche noi un nostro component. Prima di far questo installiamo rapidamente il Bootstrap perché ne permette di scrivere robe in modo, di disegnare robe in modo più carino. Basta fare npm ancora una volta install Bootstrap. Aspettiamo che faccia il suo lavoro e voilà. Io cosa ho fatto dentro Node Modules? Sicuramente se andiamo qua e avremo il Bootstrap, eccolo qua. Adesso per includerlo nella nostra applicazione dovremo scrivere qua sopra import. Ogni volta bisogna importare qualcosa. Import bootstrap /dist /css bootstrap.min.css. Sappiamo anche questa come oro colato. Cosa vuol dire? Che ho importato una libreria di stili grafici che mi permette di disegnare meglio queste pagine. Adesso entriamo nel gioco dei component, così capiamo velocemente. Bon, la mia intenzione è dire che il sito sarà composto da un menu, ok, e un corpo del sito, per esempio, ok. Adesso io qua mi mette uno sotto l'altro perché siamo di parlare dei div normalissimi, però mi interessa usare il Bootstrap, quindi faccio un div flex, ok. Io mi metto in orizzontale, faccio flex column, così rimetto in orizzontale, benissimo, così rimetto in verticale, ottimo. Ora il menu class name vogliamo che abbia un background primary e voilà, vogliamo anche che abbia il text white in modo che si legga ben scritte. Vogliamo anche che abbia un padding da 3, così riusciamo a vedere un po' meglio con le spaziature come che si è fatto il menu. Bello. A questo punto fermo che anche il corpo del sito class name, fermo un padding da 3 anche per il corpo del sito, così tutto un po' ordinato. Qua è che c'è il vantaggio di avere i component, è il fatto di non dover scrivere tutto quanto su una pagina, su un component principale, ma suddividere in pezzi più piccoli e farli funzionare per conto loro. Ogni component avrà il suo stato, avrà i suoi metodi, avrà tutte le sue belle cose. Figo. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se mi invento un component che si chiama menu e un component che si chiama body del sito, body, ho già vinto praticamente, perché ora tutti sti div mi crea un po' la struttura grafica del sito e dentro che c'è il menu e il body. Adesso se mi salvo ovviamente mi dà errore perché devo seguire sti menu, sti body, devo crearli. Tasto destro, menu.js e allo stesso modo body.js, ti fa il JavaScript. Allora, abbiamo appena visto che esiste snippets imrc, importa il React cc, crea già la classe, nome della classe menu. Adesso se spostiamo sul render e diciamo questo è il menu. Allo stesso modo potrei anche copiare tutto senza fare ogni volta tutta solfa nel body,
cambio solo la scritta body. Questo è il body. Salvo. Ora nell'app principale devo importarli questi due file, se no non li vedo. Import menu from / vuol dire nella stessa directory dove c'è questo app.js, trovami, arriva che mi ho casa a trovare menu. Allo stesso modo il body, trovami nella stessa pagina. Ecco ora, questo è il menu. Perché mi ha scritto questo menu sul body? Perché non ho scritto body. Salva. Questo è il body. Fantastico. Facciamo un ulteriore passaggio del components proprio per abituarsi a capire cosa è tutta sta roba. Vogliamo che il menu sia fatto da varie voci e quindi vari pulsanti. Allora facciamo button e che passiamo una label e diciamo che questo bottone sarà la home. Facciamo un po' di button, home, prodotti, catalogo, contatti. Ok, adesso mi dà errore e dice cos'è questo button. Vabbè, mi va. Lo creo qua, creo un component che si chiama button. E quanto che è figa sta roba. Import react cc button e qua diciamo div per il momento bottone. Importiamo questo button from stessa cartella button, guarda, mi suggerisce, e io mi crea tanti bottoni quanti che vedi, quindi posso creare un component, usarlo tante volte per creare cose simili. Mica messi in orizzontale, chi se ne frega. Class name, dico fammelo di flex e io mi lo mette in orizzontale, scusa, prima era in verticale. Adesso c'è anche tutti i petai sti bottoni e io dovrei andare a distanziarli usando i stili, ma siccome mi ho creato un unico div, un unico component bottone, posso anche dire questo bottone de sua natura avrà un padding x di 2. Puff Bootstrap mi dà questi snippet per dire dare un po' di padding a sinistra e a destra, tutti quanti che c'ha il padding giustamente perché viene tutti dall'unico component che si chiama bottone. Ecco, adesso però mi ho mandato i label dentro da questi bottoni, mi piacerebbe che apparisse al posto di queste scritte. Dentro render, prima di fare il return e mostrare l'HTML, posso dire const prendimi la label dentro this, che sono io, questo component, props, dalle mie props prenditi quella roba che chiama label fuori e te me metti qua, come si fa a mettere una variabile, si usa due graffe e si infila la variabile dentro. Allora, home, prodotti, catalogo, contatti. Quindi riesco a sbattere dentro dei component dal di fuori, delle cose, potevo chiamarlo anche a ciccio sto qua, quello che volevo. Label, e posso recuperarli dentro da questo contenitore props e lo recupero dentro. Ecco che abbiamo visto velocemente come si riesce a iniziare a scrivere, a disegnare una UI in React, quindi un front-end, perché abbiamo capito che serve a quello con React. Certo ne manca il routing, ovvero che c'è tutta quella parte dove si parla delle URL, quindi prodotti, se mi faccio prodotti adesso così, io non ne trovo niente, rimane sempre su questo il body, però deve esistere anche il routing, devono esistere anche le comunicazioni con i server, con i database per ricevere i dati, per mostrare i prodotti a schermo, e c'è tante librerie da installare, da usare. Spero di aver fatto una buona panoramica, di aver fatto capire immediatamente cosa è React, e è veramente divertente. Ho detto anche del Python, ma mi diverto tantissimo anche con React perché c'è tutto ordinato qua, cioè ogni component fa esattamente una cosa. Io scrive una volta sola, guarda qua ho scritto body body e lo scrive una volta sola e usa quante volte che vuoi, in tante pagine. Ecco, quindi se fai una scheda di un prodotto puoi usarla nel catalogo prodotti, puoi usarla nelle offerte, nei landing page, nei email, dove che vuoi, insomma, capito?
È tutto, se vedremo per la prossima puntata. Ma che cazzo sei? Naturalmente clicca sotto qua un po' di voci se vuoi iscrivervi al canale e tutto quanto, se vuoi offrire un spritz, che c'è il link qua sotto, se vuoi che vi faccia un video, ma che cazzo sei, rivolto a un altro programma, a un altro software, un altro framework, Angular, Java, quello che vuoi, basta che me lo dice e mi vi faccio. Ciao a tutti.